affronta le paure senza problema. Affronta le paure senza problema. Se veste nei ricordi si stanno in galera. Se veste nei ricordi si stanno in galera. È una fotografia di te mano stringere. In te mano stringere. È scritto in bacio pure nome e una mamma. E una mamma che aspetta sera. Paperaccia che sto figlio. Sti cagare serata che sono nato sfortunata. Cresciuto senza niente, cresciuto ritto magano, oh male che sta vita, son questi cari serate, che vanno la carezza, vanno a bracciarsi figli. Benvenuti su Smav TV e siamo anche in diretta su Facebook con la diretta L'Arte e l'Artista, ma abbiamo qui con noi un gradito ritorno, un grandissimo amico, un grande artista di Smav TV e dell'agenzia Re di Napoli. Abbiamo qui con noi Pino D'Inverno. Buonasera a tutti, ciao a te Alfio, un saluto alla regia e un saluto a tutti i meloniani. Pino D'Inverno canta Merola. Sì, perché quest'oggi comunque canterai un po' di canzoni di Merola. Venerdì 16 dicembre, Pino D'Inverno canta Merola, tutto live. Benissimo, quindi diciamo che quest'oggi ci sarà questa grandissima novità, quindi ci canterai delle canzoni dal vivo direttamente da qui, sì, giusto? Facciamo un misto. Sì, bene. Allora, innanzitutto salutiamo tutti coloro che ci seguono abitualmente qui su Smav TV, sulla diretta di Facebook tramite Cleo Produzione Verdicchio, che salutiamo alla regia e dopo sicuramente saluterà. Mi associo. Ci dirà qualche bella parolina anche per intervenire in diretta. Noi comunque vi aspettiamo qui in diretta con i vostri messaggini, con il vostro intervento, magari con le vostre chiamate, perché potrete anche telefonare magari. Scusate per un po' il raffreddore, sto un po' acciaccato, quindi diciamo è periodo, quindi con questo tempaccio, dai. È un tempaccio. Allora, quest'oggi dicevamo, Pino, che ci canterai delle canzoni, soprattutto riguardo Merola. Tu, diciamo, facciamo un po' qualche domanda anche riguardo al fatto che tu ti sei avvicinato a questo grandissimo artista della musica napoletana. Te da quanto tempo, diciamo, ti sei avvicinato a questo mondo, diciamo? Sì, allora io avevo 7 anni e stavo guardando la TV. Guardando la TV mi uscì un film del maestro Merola. E tra cui, guardando la sua sceneggiata, guardando i suoi film, mi sono appassionato delle sue canzoni. Precisamente il film qual era? Allora, io con precisione il film I figli sul pizzico. Ero più bambino, facevo questa sceneggiata tanto per scherzo. E poi man mano questa passione è diventata una carriera. Sì, diciamo che da bambini la cosa nasce più per gioco, poi dopo si inizia a prendere davvero una passione. 7 anni. Ecco. E man mano è uscita questa passione. Sì. E diciamo che poi crescendo si inizia anche ad avere più chiaro cosa si vuole seguire, no? Si inizia ad avere un obiettivo preciso, magari dire ok, voglio fare un omaggio a questo grandissimo artista, no? Cosa è successo? Certamente sì. Allora, noi salutiamo, ci sono già i primi messaggi. Salutiamo Tonino Mariano che ci dice un grandissimo buongiorno da Taranto a voi due, al grande Clemente. Mi associo. Poi salutiamo anche Carmela e Mimmo De Lucia che dice ciao, e salutiamo anche Carmela Mimmo De Lucia. Ciao Carmela e Mimmo De Lucia, un abbraccio. Salutiamo anche Maria Teresa Cantante che ha preso parte alla sessione. Ciao Maria Teresa. Un abbraccio, mi associo. E ha preso parte anche Pasquale Carangiola alla sessione, lo salutiamo. Sì. Allora facciamo così, rompiamo subito il ghiaccio con la prima canzone. Pino, cosa vogliamo cantare? Allora, la prima canzone, Innamorati te. Innamorati te, proprio con il botto
Iniziamo, vai. Proprio con l'iniziale. Allora, io prima di Ok. iniziare vorrei salutare a Clemente Produzione Verdicchio, Agenzia Re di Napoli e a tutta la sua famiglia. Un abbraccio. Va benissimo, allora andiamo con Pino d'inverno. Io non corro ma se giù o metteresti di bene mamma ma so che non vedere e mai dalla razza si trova a partire o media amica mia a seconda ma perché ma che destino ma sono sincero non posso volere e ci angeli con sti parole che non traccio di male amore mio e forever singing for me ma so che non amore vedere e mai dalla sto pagando con me a ma che destino ma sono sincera non posso volere e ci hanno rintono si parola che non te la cerita amore mio forever singing for me ma so che non amore e mai dalla razza sto pagando con me a che morire Ed era così, innamorate te. Sì, e allora rieccoci in diretta con Pino d'inverno con questa bellissima canzone di Mario Merola. E allora poi innanzitutto salutiamo tutti coloro che sono entrati adesso nella diretta e salutiamo soprattutto Giulio Gioia che dice ciao ragazzi, un abbraccio, che ti saluta. Ciao Giulio, un abbraccio. Salutiamo Giulio Gioia che ci teneva tantissimo essere salutato in diretta da te. Un mio carissimo amico Giulio. Salutiamo anche Antonio Verdicchio, Beatrice Carmine e Peppe Biondillo che sono entrati nella diretta e salutiamo, c'è anche un messaggio da Beatrice che dice buon pomeriggio, ciao Beatrice. Ciao Beatrice. Poi salutiamo a Peppe Biondillo che dice ciao. Un saluto a Peppe Biondillo. Ok, e allora riguardo, adesso parlando anche di Giulio Gioia che ci ha scritto qui in diretta, io ricordo con piacere anche diciamo l'intervento che abbiamo fatto come comparse nel film di Gianni Marino, no? Sì, a proposito, Sì. mi ha fatto venire
una cosa in mente. Regia, ma quando esce quel film? Questo sì, magari ci sarà un po' di tempo. No, perché tutti stanno aspettando questo Sì, bellissimo certo, film, dai. certo, certo. No, ma noi raccontiamo io. Un saluto lo mandiamo anche al grande amico Sì. Gianni Marino. Sì, 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 Gianni Marino, che lo salutiamo. No, ma riguardo a questo, io già ne parlavamo la settimana scorsa con Giulio, no? Eccolo qui Giulio che scrive: Grazie Pino, dedicami una canzone a piacere. La prossima Ok? me la dedicherò, senz'altro. Ok, e dicevo, già la settimana scorsa parlavamo dell'esperienza che abbiamo fatto lì a San Giorgio a Cremano con te, con Giulio Gioia e diciamo tutti gli altri. Quindi Sì, sì. diciamo è stata una bellissima esperienza, no? Sì. Ah, sì, vai. allora. Ah, sì, 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 sì. Allora, venerdì 23, giusto? Ah, ok, venerdì 23 saremo da Gianni Rocco, quindi a regalargli, diciamo, le tue canzoni, no? Sì, la CCR Pino. di Napoli ha organizzato da Gianni Rocco una bellissima braciata, una cena Sì, dove sì. io però... Ti asterrai, diciamo, ti astieni da... no, devo dire la verità, quanto la CCR mi è passato l'impegno, mi ha detto, guarda, come ti dico una cosa, la si mangia e si beve, però tu non li avrei Ok, a posto, questa è una raccomandazione da parte dell'agenzia, io, no? io faccio il mio Sì. dovere e canterò solo. Ok, perfetto. No, e dicevamo, riguardo all'esperienza come comparsi a San Giorgio a Cremano, Sì, diciamo è ci stata- siamo divertiti, Sì, è stata veramente una bellissima esperienza Sì. e spero che al più presto sarà ancora di nuovo ancora una bellissima esperienza Sì, sì, con sì, tutti sì. voi, perché veramente è stata Sì, infatti, una cosa è molto stato, appassionante. è stato un bel pomeriggio, pomeriggio insieme, diciamo Sì, sì, sì. ritrovarci lì davanti al cimitero, poi con questo pullman, diciamo che associare il viaggio, un lungo viaggio con... Vabbè, diciamo che quella scenetta mi Sì. ha colpito molto perché vicino al cimitero abbiamo trovato un po' di pace. Ecco, Però, essendo che poi Sì. si è fatto buio, ci siamo ritrovati un po' imbarazzati di fronte al cimitero sì. per girare quella scena. Diciamo non è da tutti i giorni, no? Di trovarsi lì davanti al cimitero a quell'ora, no? No, dai. No, ma è stato divertente perché ne parlavamo anche con Giulio, diciamo che Giulio poi è stato un perno principale, diciamo, Sì, di sì. una scena in particolare, no? Sì, con Che Giulio Gioia è ci- stato ci proprio... siamo No, divertiti. guarda, abbiamo detto tutto, Sì. però non abbiamo detto con il nostro grandissimo amico Clemente, Sì, la CCR di Napoli. Sì. È venuto anche lui, l'abbiamo visto certo. vicino al cimitero, pure l'ho visto. certo, certo. Allora, io prima che mi dimentico vorrei mandare Sì. un grande saluto con un grande abbraccio a Salvatore Stefania Ponticelli. Ciao Salvatore, ciao Stefania. E un saluto lo mandiamo al mio grandissimo amico fratello Giuseppe Solano con tutta la sua famiglia. Un abbraccio, Va benissimo, e noi salutiamo ancora tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. mi associo, sì. E salutiamo soprattutto a Ursula e Carmine che ha preso parte alla sessione. Salutiamo ancora Ursula e Maria Teresa. Carmine, un abbraccio. Salutiamo anche Maria Teresa cantante che ci scrive buonasera e complimenti. Buonasera, grazie, ciao Maria Teresa. E Giulio scrive un abbraccio alla grande. Ok? Grandissimo Giulio, ricambio con l'abbraccio. Salutiamo anche Peppe Biondillo che scrive Pagliaricce e Cancella, la voglio sentire. Allora, se abbiamo la base disponibile te la farò ascoltare, Biondillo, non c'è nessun problema, guarda. Ok. Tanto è tutto live. E infatti, allora poi salutiamo Marta De Rosa che scrive buona diretta. Grazie, un abbraccio Marta. E allora a questo punto facciamo così, ci sono un po' di dediche da fare, facciamo soprattutto una dedica a Giulio Gioia che diceva voglio una canzone e soprattutto Allora, chi è che l'aveva parlando chiesta? di Giulio Gioia, Sì. anche se è poco che l'ho conosciuto, però guarda, ti dico una cosa, che questo incontro con Giulio Gioia, per me io l'ho preso subito come un amico fraterno, no? E allora io ho detto, oggi, siccome che Giulio ha detto dedicami una bellissima canzone, io vado a dedicare proprio una bellissima canzone, No Frat Grand.
Ah, scusami, dopo. Sì, allora la regia ha detto dopo. Allora andiamo con Vola Cardil. Giulio, dopo ti dedico Vola quella Cardillo. bellissima canzone. Vola Cardillo che la dedichiamo allora a tutti coloro che ci hanno scritto fino ad ora, in particolare a Peppe particolar Biondillo, modo, a Peppe Biondillo che aveva chiesto una canzone particolare, poi vediamo se sì, riusciamo allora, a... Vola Cardillo dedicata Sì. interamente per tutti gli ospiti dello Stato che, ragazzi, veramente racchiudo con queste pochissime parole. Stiamo per avvicinarci alle feste di Natale. Purtroppo anche le persone che stanno lontane da case, purtroppo che dire, posso solamente dire che con la presta libertà al più presto è possibile. Un saluto a tutti i detenuti Ok. e che dire, la canzone Vola Cardino. E la dedichiamo e salutiamo O Siciliano, ok, che ci Sì, sta un grandissimo seguendo. abbraccio siciliano, ciao, un abbraccio. Pino d'inverno. È primavera e l'aria si fa dolce, quando ogni cosa indaga l'azzurrità, e tu cardillo mi non tiene voce, si cantatore ma non può cantare. Tu pensa ci da aspetta perché non sono ma c'è come te. Io so che io sarei che nasci cancellando e tu sei per isso che come me. Ma non posso così, tu si la voce che solo che lo magari tu non a me. E la voce la magari, e la voce la magari, io conosco più libero, tu non capisci che per te. Vola Cardillo mi fammi felice, vola pomone non gode scurte mi, si qualche volta che tu e te ne dici, tu non puoi mai abbracciarmi che tu pensa ci da aspetta perché non sono voce che come te e sono tu sei da sti cancelli e tu sei prigioniero come me. Stava così, tu si la voce che voce lo so che ma guarda tu non a me e la voce la da e la voce la da io conosco più libero tu non capisci
Vola cardina mia, va, fammi felice, va. E rieccoci in diretta. Allora, Vola Cardillo, Sì. giusto Pino? Bellissima canzone. Allora, salutiamo i nuovi messaggi. Allora, Orsola e Carmi che dice ciao a tutti, un abbraccio, ciao Alfio, vai Pino, un bacione. Grazie, Ok. Massocio, un bacio. Salutiamo anche Giuseppe Guagliardo che scrive complimenti da parte mia, saluti per Cleo. Ok, sarebbe o siciliano, giusto? Ciao siciliano, grazie. Ok. Qualche volta ti vorrei conoscere di persona, mi farebbe tanto piacere. Senz'altro, siamo qui. Sì, se viene è un onore, mi raccomanda Cleo dalla regia, ok? Ti aspetto, non c'è problema, un siciliano. Salutiamo ancora, puoi venire un siciliano che scrive giustamente Clemente Produzione Verdicchio e Giulio che dice bellissima canzone. Una bellissima canzone, Giulio. Salutiamo Pasquale Rocco che ha preso parte alla sessione, Giuseppe Guagliardo che scrive ancora fino a che ora ci siete? Siamo qui in diretta per un'oretta, quindi fino alle ore 17, ok? E poi scriviamo, scrive se ce la faccio vengo per salutarvi, dice Giuseppe. Va bene, un ti siciliano. aspetto, senz'altro. Ok, allora Pino, siamo alla vigilia di questo Natale. Te sei con lo spirito giusto, sei carico per questo Natale, per il nuovo anno, perché in pratica siamo anche alle porte, no? Guarda, io l'ho sempre detto, ogni anno che viene, cioè, il Natale, purtroppo, bene o male, ci sta il Natale divertente e il Natale, quello là, meno divertente. Il Natale divertente che è bellissimo vedere la famiglia riunita, che dire, a Natale si gioca a tombola, ci sono vari giochi da far tra amici, tra parenti, con tanti scherzi, eccetera. Guarda, poi ci sta il Natale meno, che dire, è un po' per quelli sfortunati che purtroppo o chi per lavoro o perché per chi sta in lontananza dai propri cari, però l'importante è, che dire, credere nell'umiltà, credere nell'amore, credere in tutto, non so che dire, anche se il Natale è un po' triste, diciamo, perché poi il Natale che viene, mamma mia, un anno che se ne va, un anno che viene, però purtroppo siamo sempre, noi artisti siamo sempre con le famiglie più bisognose e vi stiamo molto vicino. Sì, importante, cioè il Natale serve a questo, no? Stare insieme, a stare in famiglia, a Stare insieme con i propri cari. a valorizzare infatti diciamo tutti i bei sentimenti come l'amore, l'affetto reciproco, no? Anche se comunque sì, è vero che un anno se ne va, ma bisogna pensare all'anno nuovo, al meglio, perché è giusto che sia Sperando così. che il 2017 sarà un anno veramente Sì, di fortunato. fortuna e di tutto. Assolutamente, questo lo auguriamo anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da Sì, casa. poi dopo man mano facciamo anche i saluti di Natale, non c'è problema. Sì, assolutamente. Allora, salutiamo ancora. Salutiamo a Orsola e Carmine ancora che scrive bravo Pino, complimenti. Grazie, Ursula e Caimero, un abbraccio. Salutiamo ancora a Concettina Mazza che scrive bravissimi. Grazie, ciao Concettino, un abbraccio. E salutiamo Giulio che dice un saluto anche al regista, ok? A Cleo. Regista Cleo, un saluto. Ti sta salutando. Ok, ti sta salutando Giulio, mi raccomando. E diciamo, dai, lasciate i vostri messaggi, fateci sapere come siete carichi per questo Natale, perché siamo alle porte e diciamo poi avremo anche occasione per augurarci un buon Natale anche a tutti voi. Guarda, io prima con questo parlavo con la regia e tutti noi artisti che facciamo parte della regia Agenzia Re di Napoli,
vogliamo inaugurare tutte le persone con una bellissima diretta, un augurio da parte di noi artisti, che prossimamente, prima di Natale, credo che se la regia ci permette, Certo. con tutti gli artisti... Certo, di Reti Napoli, dell'agenzia Reti Napoli. Sì, con tutti gli artisti dell'agenzia Reti Napoli, di augurare gli auguri di Natale con un felice anno nuovo a tutte le persone che ci guardano da casa. Certo, E anche sicuramente le persone è una buona idea. E anche le persone che stanno lontane dai propri cari. Pino, facciamo così, andiamo avanti con la prossima canzone. Sì, allora, la prossima canzone la vado a dedicare per Giulio Danna, Nufrat Grand. Ok. Dedicata interamente per te, Giulio, e Ci a sta tutte le persone seguendo. che stanno in Ok. fascia d'ascolto. Va benissimo. Pino d'inverno. Nufrat Grande. Mario, per me tu sei meglio di tutto l'anno. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato a scuola di vita e scuola di canto. E sono curioso di come si fa. Ma mi facciamo regalare a sto popolo napoletano. Quando mangiamo insieme questa canzone. Mi ricordo dove mi si dava voglia che mattina voce e cantato a rimaneva a te sentire e cercava se poteva tasso come diavana. È cresciuto insieme a te questa passione, sei venuto proprio dalle cuore a me. Ora a me mi capitai questa emozione, proprio quando ero guaglione come a te. Stai ridendo come sta città e si perde che scende campana, fornisce Napoli che campana. Tu nascondi per me sa gente e per me sentire cantare e per potermi assomigliare. Come ne fa tutte cose che per me, ma si chiama canale e ne poche parole a te. Io ti prometto che ci metto in tuo canzone, a non essere cantata una coppia che te. Sì, canto per Napoli e per te, e canto pure per mamma, cara la vita a me e a te. E si fornisce di campana, fornisce Napoli di campana. Tu nascondi per me sa gente e per me sentire cantare e per potermi assomigliare. Come ne fa tutte cose che per me, ma si chiama canale e ne poche parole a te. Io ti prometto che ci metto in te canzone, che non essere cantata una coppia che te. Sì, tronco cara vieta a me, o voglio sentire cantare per te per Napoli e mamma.
E rieccoci in diretta con Pino d'inverno che era Nuffrata Grande. Ok. Sì, Nuffrata Grande dedicato Sì. per Giulio Gioia. Un abbraccio. Salutiamo DJ Francesco Paolo che ha scritto: sono al lavoro, caro amico DJ Cleo, un saluto al volo, ciao. Ciao, mi associo. Salutiamo Giuseppe Gravante che scrive: grande Pino, piacere di ascoltarti e di conoscere. Anche io faccio piano bar, sono un tastierista, suono le tastiere dal vivo ed è un grande onore conoscerti. E un saluto anche alla regia e al mio grande amicone Cleo. Mi associo. Ciao, Giuseppe. Mi fai un pezzo a piacere, bello, grazie di cuore e ancora ciao, siete grandi. Ok? Ti ringrazio. Il prossimo te lo vado a dedicare a te. E salutiamo a Giovanni Rocco. Giovanni Rocco, eccolo qui. Al limite, allora, la regia mi chiede Sì. una... Sì, allora, però lo facciamo per l'ultimo, regia, dai. Ok. Chiudiamo con questo. Ok, allora, salutiamo. Dopo la facciamo e chiudiamo con questa canzone. Una bellissima canzone che mi è stata richiesta dalla regia. Sì. Sì. Dicevo, salutiamo Giovanni Rocco che ha scritto: buonasera, ciao Alfio, ciao Pino, Ciao, sempre Gianni. alla grande, ti aspetto per la cena venerdì e dietetica, non preoccuparti, l'abbiamo fatto per Cleo che è in dieta. Gianni, ma io non posso Ok. mangiare, come combinato, né Gianni? Che è a dieta, ok, perfetto. Salutiamo a Giovanni Rocco. Un abbraccio, Salutiamo Gianni, anche ciao. Zaccariello Sergio che scrive: grande Cleo, ho finito ora la mia diretta. Buona diretta Cleo, grande Alfio B. Ciao Sergio. Un saluto per Sergio, ciao. E quindi dicevamo che venerdì sera c'è questa cena da Giovanni Rocco, quindi in pratica è un po'... è un pericolosa sta cosa, eh? No, vabbè, dai. Lasciamo il mio Sì. piatto, lo diamo alla regia, Cleo. Sta a dieta, sta a dieta, sta a dieta. Sta a dieta. Guarda, Fate bravi. guarda, l'importante, io dico una cosa, Quando sei in compagnia va benissimo, l'importante per me conta l'amicizia, infatti. ma no quell'amicizia, sai, buongiorno, buonasera per far vedere le persone. L'amicizia, ragazzi, anche le persone che stanno alla fascia d'ascolto, l'amicizia vera è quell'amico che a me mi è stato sempre detto e mi è stato imparato una cosa, da sempre da piccolo. Mio padre mi dice: guarda papà, fatti le cucchiaie che è più meglio di te e pagaci anche il caffè. Ed è vero, ragazzi, diciamo che l'amicizia vera è questa, non è quelle persone che oggi stanno con te, mangiano con te nello stesso piatto e dopo dietro ti pugnalano Ecco. alle spalle. Infatti. Guarda che è una cosa assurda questa. Viviamoci l'amicizia vera, ma quella vera però. Ecco, infatti. Salutiamo Assunta Runga che dice: ciao Peppe, un bacio. Ciao Assunta, ciao. Salutiamo anche Giuseppe Cioffi che ha preso parte alla sessione. Sì, ciao Giuseppe Cioffi. Stanno ciao, facendo i ciao. complimenti, bravissimo, bravo Pino, bravo. Cioè ti stanno... Ti ringrazio. Il ripeto, prossimo i brano complimenti, te lo ok? dedico a te. E quindi salutiamo anche Marisol Rivas Pereiro, giusto, che dice riguardo a quello che dicevi. Quindi salutiamo anche Marisol. Un abbraccio. Come? Che ci saluta? Salutiamo tutti gli amici di Casale, Francesco Ciccio Turco, un abbraccio, ciao. Lo Francesco. salutiamo con grande affetto. Allora, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. E noi se siamo pronti andiamo con il prossimo brano che lo dedichiamo a tutti coloro che ci stanno scrivendo, ok? Allora, il brano che ora vado a proporre lo dedichiamo per tutte le persone che stanno in fascia d'ascolto. Particolarmente Sì. lo vado a dedicare a tutto Casal di Principe. Facitela sunnà, un brano del maestro Merola. Pino d'inverno. Umana che ha creato quella che abbandona la
bala che si addormenta che si contesta che fa nasce dalla dormire che non nasce dalla madre fa nasce dalla dormire che non nasce dalla dormano a bala fatto che bello son scende da solo guarda ora una felice da là mentre cade che soffriti da sana stefani o bene ci vuoi per la c'è stata nonna nonna canto che essere che e dopo che la fa quasi che non cosa regisa facci della donna cana nonna cassa da cana facci della donna nonna cassa da cana ora manapala mia fatto più bello son scende da sulla guanna ora una felicità mentre cade che soffriti da sana stefani o bene ci vuoi per una casa sta dorma la parola mia se una mattina sentivo la terra ti prendi dall'aria di mandolino tanto ti puoi uscire la parola mia bella ti puoi uscire E rieccoci in diretta con Pino d'inverno. La canzone era Facitela suonà. Facitela suonà che abbiamo dedicato Un gran pezzo della canzone napoletana. Sì, abbiamo dedicato un po' a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, Sì. dai loro smartphone, dai loro computer, ci stanno riempiendo di mi piace, di cuoricini, di risatine. Quindi salutiamo tutti coloro che ci stanno anche cliccando con l'emoticon e Un saluto a tutti. salutiamo ancora Assunta Runga che dice grande Peppe. Grazie Assunta, un abbraccio. Salutiamo Zaccariello Sergio che scrive ciao Cleo, sei grande, grazie a tutti. E Francesco detto Ciccio Turco che scrive sei un grande Pino. Ti ringrazio Ciccio. E ancora Sergio che scrive bravissimo Pino. Ti ringrazio, ciao Sergio. Ok, allora. E, diciamo, sì. Cosa? Che è successo? Stavo dicendo alla regia, puoi abbassare un po' il microfono? Sì. Sì. Ah, ok, ho capito, durante l'esibizione dici? No, il microfono così, sì, quando ok. salutiamo... Ah, ok. Sì. Perfetto, allora, dicevamo Pino, riguardo alla musica proprio, tu da piccolo ti sei avvicinato a questo mondo, no? Dicevamo già tempo fa. E in pratica, diciamo, ricordi un evento in particolare, diciamo, il tuo primo evento, dove è stato la tua prima esibizione? Allora, guarda, la mia prima esibizione è stato partecipando un po' a quei programmi televisivi come Teleurania, eccetera, eccetera. Allora, io mi presentai, diciamo, a questo mini piccolo festival. E io sono andato per scherzo, per scherzare. No? Quanti anni avevi? Sì, avevo i miei 15-16 anni, dai. Avevo ancora la voce bianca, la voce da bambino. E guarda, è stato per me come
calcare la prima volta il palcoscenico, no? E cantai proprio una canzone di Innamorati di te, quella là che ho fatto l'apertura. Che dire, le persone che mi applaudivano, allora io dentro di me ho detto allora canto bene, Posso continuare? posso continuare. Io sono stato sempre del mio parere che il pubblico è quello che ti fa alzare e il pubblico è quello che ti fa scendere. Però io ci sono delle persone che a volte nella vita io faccio, io questo, io dico, non è quello che tu ti senti dentro, è il pubblico. Se Ma il pubblico che deve giudicarti, non è il tu. pubblico a giudicare, se il pubblico piace, piace, se il pubblico non piace, non piace. E quindi questa è stata la tua prima esperienza, diciamo, calcare quel Sì, il poi palco? diciamo in estate andando diciamo alle varie feste di piazza e man mano questa passione è entrata nel Sì. nel Ricordi, è stato emozionante, no? Immagino la tua prima volta. la prima Tremavano le gambe, sì, magari, sì, no? sì. La prima volta è stata emozionante, però man mano poi ho detto questo è il mio obiettivo, io voglio arrivare dove posso e allora io Certo, man certo. mano questa passione è andato a buon fine. E l'evento che ricordi con particolare orgoglio, oppure magari c'è stato un riscontro positivo al massimo, qual è il tuo ricordo più bello tra tutti gli eventi che hai fatto? Guarda, il mio ricordo più bello è di conoscere l'agenzia Re di Napoli. È come viaggiare per la prima volta su un treno che sali sul treno e non sa dove ti porta. E ho avuto questo bellissimo colpo di fortuna da far conoscere all'agenzia Re di Napoli, colgo anche l'opportunità di salutarlo. E che dire, spero perché stiamo facendo grandi cose con l'agenzia e spero che al pubblico piace man mano questa passione che Sì. io porto dentro da piccolo. Eh sì, mattone dopo mattone si costruisce e si va lontano, Sì, dai. come si suol dire a Napoli, un muro è fatto una preda volta. È una preda foto, bravissimo. Allora, salutiamo Giuseppe Gravante che scrive: grande Pino, complimenti da tutta la mia famiglia, siete grandi Pino e Peppe, complimenti. Grazie, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia e tantissimi auguri di buon Natale. Salutiamo Rosi Cortese che scrive: ciao, sono Rosa. Ciao Rosa. Ciao Rosa, un abbraccio. E Sergio che scrive: ciao, devo andare a lavoro, complimenti a Pino alla grande. Grazie, ciao Sergio. Ciao buon a lavoro. tutti, ciao Cleo carissimo, anche alla regia. Mi associo con Ok. perché siccome che lo spazio è poco e un grande abbraccio e un forte bacio a tutti che state nella fascia d'ascolto di Radio Caserta Web. Ascoltate sempre questa radio perché è una bellissima radio, E seguire la TV, Smav TV soprattutto. certamente soprattutto per seguire la TV Smav TV. La televisione, Smav TV web, ok? Quindi mi raccomando, seguiteci sempre per le ultime novità, perché poi tramite Smav TV sarete sempre aggiornati riguardo Pino d'inverno, Certamente. quindi questo è da dire. Allora, aspettiamo ancora i vostri messaggi, però intanto prenotiamo la prossima canzone. Pino, quale vogliamo? Sì, allora la prossima canzone che io vado ad esibire, I figli su Pizzicoro. E figli su Pizzicor, che la dedichiamo in particolare a Rosi Cortese, a Zaccariello Sergio, ad Assunta Ronga e a Francesco detto Ciccio Turco, scusatemi. Sì, questa canzone la dedico particolarmente a Francesco Ciccio Turco e a tutto Casal di Principe. I figli su Pizzicoro. Pino d'inverno. Ma ci va a capire. Casa di Vano. Che sono questi carti? Ecco pulita. Parlate chiaro, in mezzo a tutti quanti.
manca tutto quando mi sento le sette. C'è il super cilito. Io figlio mio. Non sono da come c'è dato. Ma mio signore, chi è che sa cresciuto? Sono salito. E non c'è legge. Che mi può lavare. Sì che Dio, che figlio Dio sa che so piegazze che non sanno la sa. Questo l'hai fatto tu, sì signore. Al pezzente questo non lo fa. Che ci fa questo nome? Mica fatica, come la ci fa? Ah, mo capisco. Ma si là che mi amare ci vuole prezzo. E colpa va. E poi che stato tu, non parlavo. E tu, non io, che dici? La legge dice caristi del padre. E io non so niente più. Sì che Dio, e perché Dio sa che so piegazze che non sanno la sa. Questo l'hai fatto tu, ma sei signore. Hanno pensato che sto non lo fa. Guardino mio, ma lascia, ma non dà. È tutto scuro di me. E come faccio, cuore mio, tu sai. Con un po' mi tengo solo a te. A segni forte forte che bacino. Ma non me lascia. Non mi può lasciare. A legge dice la lista che paga. Non so niente. Non so niente più. Sì che Dio, perché Dio sa che so piegazze che non sa. Te, portati tu, che sei signore. Non è te malata, ma lo fa abbracciare. Ed eccoci qui, con Pino d'inverno, la canzone era Figlie Poveriello, giusto? No, Cioè, scusami. I figli sono I figli sono piezze core, scusami, un lapsus. Figlie poveriello, poi. Figlie Poveriello magari la possiamo anche, non so. Vabbè, già, dai, la vita c'è critica, poi ci mettiamo questa canzone figlie poveriello. Ok, perdonate il lapsus. Allora, scrive anche, sì, ancora Sergio che scrive ciao. Ah, ok, pensavo che avesse scritto un altro messaggio, invece sono quelli di prima. Allora, la canzone, questa qui è uno dei pezzi più belli di Mario Perro, no? Più emozionanti, quindi. Perché questa è una canzone che è molto significativa, questa bellissima canzone. E che dire, i figli sono pizzicore, ma sono pizzicore quando sono piccoline però. Ah, quando si fanno più grossi. Sono tremendi. Su piezza. Beh, è così. Allora, noi aspettiamo ancora i vostri messaggi. Sì, io voglio salutare ancora tutte le persone che ci stanno seguendo.
Sì, dopo vi dice la regia che ci sarà ancora una grandissima sorpresa per tutte le persone che ci stanno ascoltando. Sì. Noi gliela cantiamo, dai, gliela cantiamo questa canzone, la dedichiamo soprattutto, come dicevi, a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, dai loro smartphone, dai loro iPad, da qualsiasi dispositivo mobile. E diciamo, facciamo così, facciamo intervenire anche dalla regia Cleo, no? Qualche parola da scambiare con te, magari, dai. Sì, anche lui, dai. Allora, eccomi qua, puntuale nel parlare. Allora, noi volevo ricordare a tutti i nostri telespettatori che l'anno nuovo ci saranno, come già avevo previsto, già avevo annunciato prima, in altre occasioni, ci saranno grosse novità. Venerdì sera noi saremo da Giovanni Rocco per un omaggio a Giovanni, perché io devo dire le cose come stanno. Hai detto bene però, eh? Eh? Noi stiamo, noi, voi, Voi, perché io sto solo per cantare. Per Sì, guarda, a te un mangiato e un mangi. Dovete sapere, allora, siccome Pino alcuni quintali fa Diciamo anche le cose come stanno. diciamo le cose come stanno. Allora, Pino ha subito un intervento per diminuire, dico bene, lo stomaco, giusto? Sì, Perché sì. era eccessivo, erano chiattoni. Quindi che è successo? Che siccome Gianni Rocca è un suo fan, io gli dissi: Giovanni, se andrà tutto bene l'intervento, allora, siccome Pino se ne piglia, parole d'onore te lo regalo, una serata te la regalo io. Pino si è ripreso e Gianni dice: Cleo, allora facciamo così, ci facciamo l'antivergilia a modo nostro con una bella grigliata, ma Pino non può mangiare e nemmeno io perché sto a dieta, e allora non veni proprio. Dice: no, arrivai. Io lo guardo solo però. Tu guarda e faccio un sacrificio. Perché poi l'anno nuovo io ci a mettere lo capo a fare la dieta proprio, sai come? E quindi questo è il fatto, e quindi è un Regia, onore. annunciamo anche che l'anno nuovo ci sarà una grande sorpresa con Pino d'Inverno. Sì, ci saranno grosse sorprese, perché mo l'anno nuovo sarà un anno di battaglia. O si canta l'anno nuovo o si va a zappare. Ma prima un po' come mi fa. Già sappiamo tutti con una coppa WhatsApp. E allora venerdì sera, Gianni, prepari i firri, mi raccomando, perché è mala serata. Gianni, almeno come se le salsicci, piccolino però, Allora, Un eccoci saluto qua. Gianni, un abbraccio. Salutiamo Giovanni Rocco, allora. Facciamo così, allora. Andiamo con il tuo cavallo di battaglia. Andiamo con la libertà di carcerato, giusto? Sì, allora, la libertà carcerata è il mio primo cavallo di battaglia, che è il primo brano che vado a dedicare a tutti i detenuti. Prima di regia ci sta l'ultimo brano oppure... Credo che abbiamo spazio per questa canzone, poi dopo facciamo i saluti e chiudiamo con la prossima, giusto? Sì, vabbè, Ok. allora facciamo dopo saluti e gli auguri per Natale, dai. Sì, Andiamo infatti. con un altro brano. A libertà Bene. dei La carcerati, libertà carcerata. Pino d'Inverno. Affronta le paure senza una problema. Affronta le paure senza problema. Se veste nei ricordi si stanno in galera. Se veste nei ricordi si stanno in galera. È una fotografia di te mano stringata. In te mano stringata. È scritto in bacio puro nome una mamma. In una mamma. Che aspetta sera. Abbracciare suo figlio, sti canali scegliati che sono nati sfortunati, cresciuti senza niente,
cresciuto dritto magana, o male che sta vita, son questi cale serenate, che vanno una carezza, vanno a lasciarsi figli, che non devono dicere, che non sanno che hanno da fare, per tornarli che libertà. E vado una canzone e poi fa una stagione. Una canzone e poi fa stagione. Sentendo rida ragazzi, una dedica d'amore. Una dedica d'amore. Una dedica perché chi sta fuori all'aspettare. Sta fuori all'aspettare. Capo New York ancora a te passare. A te passare. A te passare. Sì, a te passare. Sti canali serenate che sono nate sfortunate, cresciute senza niente, cresciute ritto male, o male che sta vita, son questi canali serenate che vanno una carezza, vanno a lasciarsi figli, che non devono dicere, che non sanno che hanno da fare, per tornarli che libertà, libertà. Allora, eccoci qua, eccoci in diretta. Abbiamo avuto questa improvvisata, questa bellissima sorpresa. Abbiamo un siciliano qui con noi che salutiamo e vi saluta, no? Io vi ringrazio, siete gentilissimi, stavo ascoltando questo programma e, dato il rispetto e l'amicizia che abbiamo, ho sentito il dovere di venirvi a salutare. Va benissimo, è un piacere averti qui con noi. E Pino, allora questa canzone, questa era il tuo singolo, giusto? Sì, il mio primo singolo del nuovo lavoro discografico, che poi nel 2017 uscirà un grande... Regia, lo diciamo? Allora, nel 2017 stiamo organizzando un bel single, sempre di pieno d'inverno, nuove emozioni e con tante sorprese. Certo, questa è una novità addirittura per me, perché l'avete tenuta in segreto questa cosa, abbastanza, voglio dire. Tu lo sai prima di me, dai. Sì, vabbè, dai. Diciamolo Sveliamo il tu. mistero. Diciamolo tutto. Allora, abbiamo una diretta, sì, abbiamo una diretta qui, una telefonata, vediamo un attimo di chi si tratta. Pronto? Buonasera, Pronto? complimenti a Pino. Pronto, buonasera. Sentiamo malissimo però. Ma l'ho capito chi è? Creo. Vai, Buonasera, Pino. Franco Macello? Senti, Sì, adesso un pochino meglio. Pronto? buonasera, niente, io vi sento molto male, vi sento. Anche noi. Complimenti Pino, davvero una bella voce, non me l'aspettavo. Ti ringrazio, un abbraccio. Grazie. Poi ci conosceremo anche di persone da qualche volta. Vedo che c'è anche un siciliano. Franco, che saluta che salutiamo anche. Ecco. saluto qui con affetto e con simpatia al più grande amico mio. Ok. Non mi sento molto male, mi sento. Anche noi, mannaggia. Purtroppo Si sente ci sono male. quelle lì un po' intasate. Va bene, io non vi riesco a sentire, non riesco a dire niente né parlare, mi dispiace, però ti sto seguendo, come al solito. Ok, grazie per l'intervento, per la telefonata.
io sono sempre in diretta, io Cleo, io non ho paura di nessuno, gli altri hanno paura di parlare, non ho capito perché. Ecco, meno male che ci sono persone come te. Non riesco a capire. Pro- Va bene, ragazzi, un saluto, Pino, un abbraccio Ti forte. ringrazio, un abbraccio di vero cuore, buon Natale. Grazie a te e famiglia, poi ci conosceremo anche di persona un giorno. Non c'è problema, il mio Ciao piacere- Sicilia, Ciao Francesco, dove stai? a casa. Dove sei? No, bravo, guarda, di un aspetto, bravo. Sei trasferta. Salutatemi a Cleo, un bacione a tutti. Buona Ok. serata. Ciao, grazie. Ciao, grazie Franco per l'intervento, per la sua telefonata, simpaticissimo come sempre. Avere lui in diretta, avere la sua presenza qui in ogni trasmissione di Smav TV. Allora, facciamo così. Che punto siamo? Come? Ah, saluti da fare, infatti non ho visto. Allora, facciamo un bel riepilogo. Allora, salutiamo Francesco Anna Maria Paciello che dice buonasera, bravo Pino. Buonasera, grazie. E salutiamo Carmela e Mimmo De Lucia che scrive comunque ti mando tanti saluti, mia figlia Imma. Ti manda, ok? Poi salutiamo a Michele Santoro che scrive sera a tutti, ciao Cleo, ciao Pino. Ciao, grazie. Ok? Sì. Chiunque è interessato all'artista Pino d'Inverno, basta contattare, vedete anche lo scroll qui che dice per chiunque volesse a Pino d'Inverno, basta contattare al numero 338 75 92 214 a Cleo oppure contattare direttamente Cleo Produzione Verdicchio su Facebook. Quindi mi raccomando, dico di nuovo, chiunque fosse interessato a Pino d'Inverno chiamate al numero che vedete sovrimpresso oppure contattare l'agenzia Re di Napoli tramite Cleo Produzione Verdicchio. Colgo Ok. anche l'opportunità di salutare l'agenzia, la mia produzione, Re di Napoli, con un grande abbraccio. Un saluto a Michele Santoro con un grande abbraccio affettuoso. Allora, Michele, visto che siamo alla fine, quindi facciamo un saluto a tutti voi e a tutti coloro che sono intervenuti in trasmissione, ma soprattutto un siciliano qui presente che è intervenuto e noi ringraziamo perché è sempre un piacere averlo qui in diretta con noi, perché visto recentemente che siete stati in diretta con il 3 dell'Ave Maria, come ha scritto Cleo. Comunque, Sì. il piacere è tutto mio, sinceramente, perché Cosa ne pensi di Pino? abbastanza, ti posso dire che intanto è un personaggio ti e ringrazio. poi è una bellissima voce. Io l'ho sentito per la prima volta dal vivo oggi, però l'avevo sentito tramite altre canzoni. Sono veramente contento, è un artista, veramente. Ti ringrazio, un Complimenti. abbraccio. Ti ringrazio. Di vero cuore. Sempre. E noi... Questo Andare sempre più avanti. Questo Io lo stavamo spero dicendo per te. prima, questo stavamo dicendo prima perché il pubblico è quello che ti porta a salire, il pubblico è quello che È vero, è vero. ti porta a scendere. È vero. Che... Però dove c'è talento, sicuramente il talento va avanti. Certamente sì. E dopo Io questa- ringrazio la mia produzione, Agenzia Re di Napoli. Dopo questa bellissima parentesi, noi auguriamo anticipatamente buone feste a tutti. Sì, Per allora, prima chiunque... di chiudere con Sì. questo bellissimo brano, che il brano è Una sera a Montello, A Montella. A Montella. Sicilia. A proposito Quindi- della Sicilia. Ah, qualche cannula siciliana. E che sono buonissimi. Certamente. Un disco no al 100%, all'1 per 1000. Certo. Lo so perché Se La regia se mi dice- vieni in Sicilia, sarò io ad ospitarti pure a casa mia. ti ringrazio, sei E veramente un con amico. tanto piacere. Sei un amico davvero. Come questo anche vale per Cleo e per tutta la sua famiglia. Ti ringrazio, ti ringrazio. Sei veramente Noi- una persona squisita e veramente mi ha fatto piacere di conoscerti per la prima volta. Infatti io sono venuto appositamente e ho fatto delle corse per venirti a conoscere.
Ti che mi ha ringrazio. fatto Non tanto ho parole, piacere. non ho parole davvero. Allora, Dopo io- questa bellissima parentesi facciamo gli ultimi saluti, Pino. Sì, dopo questa bellissima parentesi, io saluto tutti gli amici che stanno ancora sulla fascia d'ascolto, tutti gli amici di Radio Caserta Web, quelli che ci hanno potuto seguire e quelli che non hanno potuto seguire la diretta. Che dire, in poche parole vi ringrazio tutti, siete stati veramente magnifici, vi ringrazio di vero cuore, Pino D'Inverno vi ringrazia. E che dire, tantissimi auguri di un felice anno nuovo e un bellissimo augurio di una buona vigilia di Natale, che poi credo che prima della vigilia facciamo una grande diretta, sempre come detto prima, con vari artisti dell'Agenzia Re di Napoli, per augurare un bellissimo augurio fatto di vero cuore a tutte le persone Certo. che ci ascoltano, che stanno nella fascia d'ascolto. Certo. Allora, Io saluto salutiamo. l'ultimo brano. Sì. Mi diceva l'agenzia l'ultimo brano, Una sera a Mondello. Allora, in attesa facciamo anche salutare un siciliano qui presente, qualche saluto in particolare. Io saluto soprattutto a tutti gli amici, ma i veri amici, perché oggi come amici si possono contare nella punta delle dita, Ce ne sono pochi. ce ne sono pochi, però quei pochi che ci sono buoni. Comunque contestualmente faccio gli auguri di un buon Natale a tutto il mondo, non solo la Campania, perché abbiamo diritto tutte di vivere un Natale di serenità e di pace. Soprattutto è questo che è quello che io auguro a tutto il mondo. Mi associo. Grazie. Sì, la canzone su Lugomare di Montello. Allora, noi vi salutiamo, allora facciamo un saluto a tutti voi che ci seguite da casa, da Pino D'Inverno, da Franco Siciliano, qui presente. Un saluto, alla prossima! Una buona serata a tutti. Siamo tutti e due meridionali e campammo rinta doleva, noi teniamo con papello su, che ci fa cagnare una storia e una canzone. Io sono Napoli, Santa Lucia, sui parelli mi pensa conoscere, e vivo proprio una canzone mia, che ci fa cieghette che si corre innamorare. Lugomare la sera a Mondello, ti basti braccia per mettere a stelle, tu mi dici che stasera non puoi, io ti c'ho una roba per sempre di mamma. O come sapevo che siamo candele, di come allora non voglio sta bella, se resto povero e cose più belle, sono come una sera a Mondello. E cercammo casa pure come